Allora, professor Bertolissi, a lei adesso la parola. A che punto, come vede la situazione, visto che lei la affronta dal di dentro, ma anche in modo tecnico, ben preciso, lasciando perdere l'aspetto politico, oppure se vuole anche affrontare l'aspetto politico che c'è in gioco, come ho sentito dai nostri interlocutori. Dunque, io per temperamento sono uno che non molla mai l'osso. Quindi, qui si tratta di vedere chi si stanca prima. Quindi lei dice che la cosa potrebbe andare ancora avanti, quindi. No, ma non ci sono dubbi. Mi scusi, qui bisogna che noi un istante non perdiamo il senso delle questioni. Allora, ha ricordato prima l'avvocato Morosì, ci sono voluti 25 anni per convincere la Corte che si poteva anche sentire la gente. Voi capite che non è mica una cosa da poco, perché prima aveva detto che era un attentato alla Costituzione sentirla. Quindi ha cambiato opinione. Vorrei anche ricordare, perché prima è stato citato il caso della Catalogna, difatti oggi cominciano. Esatto. Giornata triste. Che, guardiamola dal punto di vista adesso di chi si preoccupa che ci siano intemperanze. Bene, qui in Italia si è avuto un caso esemplare di rispetto delle istituzioni democratiche, perché nessuno è andato fuori da quel che la Costituzione prevede, si è assoggettato al giudizio del giudice, ha fatto quello che il giudice ha consentito. Io penso che questo debba essere tranquillizzante, bisognerebbe ringraziare il Veneto e dovrebbero essere proprio quelli che temono sempre per la coesione sociale, per l'unità della Repubblica, capisce? Ecco, l'unità della Repubblica viene invece rafforzata da questi episodi. Quando io la penso in un modo, il giudice mi dice invece che non posso farlo e io dico va bene. Quindi teniamo conto da dove siamo partiti. Secondo, la consultazione referendaria. So benissimo che ci si ostina a dire che non conta niente, che si sono spesi i soldi. Ho sempre ribattuto che la prima voce di spesa dovrebbe essere per la democrazia. Comunque sia, ecco, chiedere a uno che cosa lui pensa significa fare ricorso, come dice la Corte Suprema Federale del Canada, al mercato delle idee. E quindi siamo ancora più esemplari degli altri proprio da questo punto di vista. Mi sto mettendo le medaglie. Allora comincia la corsa, perché devo convincere quelli che la pensano diversamente, anzi quelli che non capiranno mai i valori sottostanti questa democrazia praticata, non declamata, perché a parole, sapete, qui nella mia università scrivevano che anche il fascismo era lo Stato di diritto per eccellenza, sulla carta si può scrivere quello che si vuole. Allora arriviamo adesso al dunque, le pare che sia possibile che adesso per una questione di giorni si debba buttare via la fatica fatta per 25 anni? E attenzione, che qui non c'è soltanto il Veneto, c'è la Lombardia e c'è l'Emilia Romagna. Le regioni più ricche però, io dico, attenzione, le regioni più ricche. Scusi, ecco no, adesso voglio arrivare alla storia delle regioni più ricche, perché la domanda che io mi faccio, e comunque ho già accennato nella risposta data prima, con il sistema che abbiamo praticato dall'entrata in vigore, da quando sono state fatte le regioni, 1970 in poi, sono migliorate le cose, le distanze tra le regioni con il sistema che c'è ha prodotto dei vantaggi, non nel modo più assoluto. Lei lo sa che adesso, ecco, allora vuol dire che quella medicina non fa bene, addirittura pregiudica la salute. E qui veniamo alla questione nord-sud. Io per varie ragioni conosco sufficientemente e frequento anche persone che abitano al sud. La mia convinzione è che questa denuncia costante della secessione dei ricchi non proviene dai non abbienti del sud, ma proviene invece dal notabilato locale del sud che pensa di perdere il potere di limare la moneta e che significa perde nella quantità di risorse che poi in realtà non vengono toccate, la sua funzione di mediatore nel trasferimento delle risorse pubbliche da
lo Stato ha il cittadino, si fa la cresta alla grande e io sono convinto che, ecco qui il voto che si è avuto in Abruzzo, ma sono qui anche il successo, se vogliamo, dal punto di vista del consenso di un partito. Sono uno che fa la cronaca delle cose, ecco, di un partito che è nato al nord, si è diffuso al sud, sta conquistando il sud, a meno che i nostri concittadini del sud non siano tutti da interdire, vuol dire che hanno capito un'altra cosa, e cioè che la classe politica che si ritrovano pensa più agli affari suoi che agli affari loro. Tant'è vero che scribacchiando ho fatto questo esempio, voi conoscete tutti il turismo sanitario, perché vede, se invece di partire dalla questione più soldi, meno soldi, cosa prendi, cosa non prendi, partiamo invece dalla quantità di prestazioni e servizi come ricordava Bellatto un istante fa. Allora sa cosa capita? Capita che le persone meno abbienti, le persone umili del sud vengono nelle cliniche universitarie del nord, lombarde, emiliane, che ne so io, toscane e via discorrendo. I signori del sud vanno nella sanità di eccellenza che c'è al sud. Quindi lei comprende che noi ci troviamo di fronte a un paese che ha bisogno di essere messo in regola. Secondo lei, chi è che può metterlo in regola? Può metterlo in regola quello che è in più in regola degli altri, non quello che è meno in regola, sempre con un linguaggio semplice. E vede, bisognerebbe capire questo. Una volta Monsignor Nonis, vescovo di Vicenza, che ricorderemo tra qualche giorno a Liviano, dice: mi accusano di frequentare i ricchi, ma dice, se devo dare i soldi ai poveri, bisogna che vada a prenderli ai ricchi, no? Lei capisce, però era criticato. E invece l'intelligenza ti dice che sei uno che pedala, fallo pedalare ancora di più, no? Così nella saccoccia del fondo di solidarietà ci sarà più carburante da dividere per gli altri. Se l'imprenditore guadagna, probabilmente assumerà, integrerà il trattamento stipendiale, ci sarà il welfare aziendale. Se sta male fallisce. Capisce? Questa è un'ottica da cialtroni. È un'ottica, tra l'altro, che offende una Repubblica che è grandiosa. Ecco, ma lei questo ragionamento qua è mai riuscito a farlo per vedere anche che cosa risponde qualche grande burocrate del Sud? Sì, senta, allora cosa... le cito due cose, scusi, dopo sto zitto veramente. Allora guardi, anche il presidente Ciambetti, comunque la Regione Veneto mi ha detto: vediamo se riusciamo a costruire un incidente per arrivare alla Corte e sottoporre il problema del residuo fiscale. Allora, studiamo sta questione, sappiamo benissimo che ha 1 miliardo di controindicazioni, perché le disposizioni, insomma, tecnicamente è difficile. Comunque, senta, arriviamo alla Corte che dice in sostanza che la questione non è ancora matura, però le posso dire che quando ci siamo presentati per l'udienza pubblica, il sostituto avvocato generale dello Stato mi dice: professore, dopo aver letto i vostri atti sono diventato nordista. No, perché il tema del residuo fiscale è la distribuzione, allocazione delle risorse in modo discriminante, è irrazionale. È un problema che riguarda la corretta, equilibrata, uguale distribuzione, razionale distribuzione delle risorse tra i vari ambiti territoriali, ma attenzione, che al fondo ha un altro problema, che è quello della discriminazione o non discriminazione dei cittadini. Perché se io sto in un territorio dove la spesa pro capite è 1.000 e un altro sta in un territorio dove la spesa pro capite è 3.000, lei capisce bene che qui non è tanto il problema degli enti, va bene, ma è il problema invece delle singole persone che usufruiscono di minori prestazioni e servizi. Quindi questa operazione è un'operazione dalle potenzialità straordinarie. Quando si mette in moto la macchina, ma è in vista di quello che si sarebbe dovuto fare da decenni e non si è fatto. Spesso comincia per caso su una linea secondaria e la premessa è la seguente, lo dice Raffaele La Capria: a Roma tutte le idee muoiono. Raffaele La Capria è un napoletano
illustre, pubblicista, scrittore, quindi non è una delle nostre terre. Allora bisogna partire dalle periferie. Le periferie sono gli ambiti regionali, dove si discute di più, dove ci sono maggiori disponibilità, dove c'è, Piero Bassetti ancora un secolo fa diceva, ma guardate, ai ministeriali ancora allora, diceva, ma state attenti, guardate che a noi di Milano non ci viene mica in testa di andare a Roma, noi andiamo a Monaco. Accade tutti i giorni, quindi sono anche a difesa di un vallo che nessuno intende superare, cioè da custodi della Repubblica stanno diventando becchini. Assolutamente. Capito? Quindi che cosa voleva dire quella battuta e quando si parla anche con queste persone, anche nell'ambito della trattativa, cominciano a capire che avendo a casa figli, nipoti ed altro, qui bisogna pensare al futuro, non alle piccole cose. E aggiungo, scusi, un'ultima notazione. Avete presente che ci sono state Viesti, altri, io non lo conosco, ma ho letto le sue cose, comunque miei colleghi dell'Università di Napoli hanno organizzato convegni ed altro. Io l'altro giorno ho preso sul telefono, e lo dico qui, e ho chiamato uno di questi professori che è un carissimo amico. Dico, senti, verresti a discutere di queste cose a Palazzo Ducale? Mario mi dice, prendo il treno subito e vengo. In realtà basta solo accendere la corrente e parte e si mette sui fili, e noi dovremmo avere l'intelligenza di saltare tutti questi ostacoli frapposti da centri di interesse più o meno confessabile ed arrivare invece alla società del Sud vera, con la quale possiamo discutere e collaborare insieme per rimettere in sesto il paese che muore sotto leggi incomprensibili, tonnellate di carte e inefficienza assoluta. Questo è il problema comune. Ecco, voglio dare la parola a lei, Assessore. Prima però sentiamo un'intervista, perché se è una questione politica, adesso abbiamo visto anche gli aspetti tecnici, burocratici, teoricamente all'inizio almeno di dicembre, così 5 Stelle avevano detto va bene, ci sta bene. Vediamo un attimo l'intervista a Di Maio. Perché in queste ore sto leggendo sui giornali che ci sono dubbi del movimento o di Di Maio sull'autonomia. L'autonomia del Veneto si deve dare, si deve creare il prima possibile, senza se e senza ma, per una semplice ragione: i cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso, quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna delle due forze politiche che sostiene questo governo, che sostengono questo governo. Anzi, lo dobbiamo fare il prima possibile, stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Con che tempi? Perciò verrà affrontato nel Consiglio dei Ministri quando? Ma secondo me nei vari Consigli dei Ministri di dicembre bisogna affrontare il tema dell'autonomia. Lo stiamo facendo correndo e facendo una corsa contro il tempo, perché immaginerete che la materia è importante, ma il fatto di dire che è una materia importante non significa mettere le mani avanti e dire che perderemo tempo o prenderemo tempo. I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum e l'avranno in tempi certi. Allora, ricorreva, dice, inizio dicembre 2018, questa è la data. No, perché però teoricamente aveva tranquillizzato tutti, soprattutto diceva, beh, ormai siamo pronti. Siamo arrivati a metà febbraio 2019 e quindi tutti pronti, e in realtà c'è qualche problemino. Le passo subito la parola, professore. Voglio prima andare in pubblicità, così abbiamo più tempo di discuterne tranquillamente, quindi pochi secondi di pubblicità, poi torniamo qua in studio.